Pronti, prontissimi per una nuova puntata di Giovedì a Corte. Oggi con noi Anna Rita Oggiano, ci vediamo tra pochissimo, siamo qui, restate connessi. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Eccoci qui con Anna Rita, ciao Anna Rita, buonasera, benvenuta qui a Corte grazie. Santa Maria. Tutto bene? Tutto bene. Un po' di corsa perché poi... Un po' di corsa, poi lo vedremo. Poi lo perché, vedremo, insomma... sì, ne parleremo. Senti, presentatrice, Anna Rita Oggiano, sì. voce perché mi avevi detto una cosa prima, mi stavo confondendo con la voce, viso noto del sassarese e non solo. Inizia la tua carriera però da modella, e poi via con presentazione di tantissimi eventi. Ho visto la tua biografia, ce n'è una sfilza e non finiranno qui, giusto? Speriamo di no, insomma. Ecco. Quindi inizi come modella, un po' una trafila che tanti sì, nel mondo dello spettacolo fanno. Sì, a dire la verità ho iniziato all'età di 8 anni con un concorso canoro, al quale ho partecipato in qualità appunto di voce, di cantante. Vedi che non mi sbagliavo, allora c'era qualcosa. C'era qualcosa collegato alla voce. Diciamo è stata un'esperienza particolare, sono stata messa su un palco diciamo un po' così alla sprovvista, però sono entrata quarta, mi sono classificata quarta e diciamo andava bene così. Però poi non ho proseguito diciamo nel settore del canto, ho continuato con vari spettacoli di danza, ballo, scuole di ballo, esibizioni agonistiche e poi diciamo un po' tralasciato, mi sono dedicata alla famiglia. Una volta fatto questo, intorno ai 28 anni più o meno, 28-30 mi pare fosse, è capitata l'occasione di un concorso di bellezza. Quindi già a un'età diciamo sì, avanzata. Giovanissima, ma avanzata avevo 29 anni. 29 anni perché mi ricordo che il termine massimo era 29 e ci rientravo proprio a pelo. È stata una scommessa, devo dire la verità. Una scommessa perché ho detto mi sa che partecipo, c'è stata una selezione in un centro commerciale, ho detto ma tentiamocela, va. E via. Però sullo scherzo, perché ho detto magari con tutte le ragazze belle che ci sono in giro sicuramente non prenderanno me. E invece allora, insomma, è stata una cosa improvvisa anche quella. Ho ricevuto la chiamata, sono andato, ho fatto il casting e da lì poi ho iniziato tutta una serie di sfilate per un concorso. Eventi, E poi invece scatta la molla per la presentazione, per la conduzione, insomma. E mi è stato proposto perché in realtà ero fuori appunto concorso per le sfilate di bellezza, per il concorso di bellezza e mi hanno detto cosa possiamo farti fare? E quindi ho detto, ho buttato la battuta così, ho detto mi sa che potrei fare la cartella da presentatore. È stata una battuta, mi ricordo ancora di averla detta così sul piatto d'argento, no? E l'attuale presentatore di questo concorso
ha detto, beh, diciamo che più che la cartella potrei improvvisarti come presentatrice, perché no? Co-presentatrice allora. Ho detto, ma no, ma magari non sono all'altezza. Ho detto, guarda, la parlantina ce l'hai. Ah sì? Buttiamoci. Sì. Ed è Lo sto stato notando così. che è la parlantina, lo sto notando. È stato così, è stato e da lì improvviso. via, e da lì via. I primi Sì. eventi, adesso abbiamo visto anche qualche immagine di qualche Sì, ho tua presentazione, qualche evento, qualcuno l'ho seguito anch'io, poi ne parleremo, tipo Canto Eupuro al Pala Serra di Migno. Sì, è qualche anno che lo presento. Quindi ce ne esatto, sono, ma sì. i primi quali sono stati? Ecco, quando poi Allora, sei partita diciamo da che dove? sono stata battezzata proprio su questo concorso al quale ho partecipato come modella, ok. e quindi ho presentato una quindicina di tappe in tutta la Sardegna. Sono andate alla grande, abbiamo sfollato insomma le piazze, è stata una bella esperienza. Poi da lì sono stata contattata per vari spot pubblicitari, Ok, quindi mi sono dedicata anche all'ambito pubblicitario. Mi sono Un po' avventurata, mi tutto sono tondo. divertita, devo dire così. Un po' a tutto tondo. Mentre gli Esatto. ultimi, ecco, io ti ho citato per esempio Canto Eupuro che ti avevo visto, Al Canto l'organizzazione Eupuro, Athlon, sì, insomma sì, una sì. manifestazione che Sassari la sente molto. Molto, Ormai sono arrivati alla quinta edizione. no, possibile? alla settima Settima, edizione, una cosa del ottava genere, edizione sì, sì. comunque, sì. Musica popolare sassarese, ho detto giusto? Esatto, folklore Folklore sassarese, sassarese. sì, diciamo che mette in evidenza molto quella che è la cultura e la tradizione sassarese, cercando di Assolutamente rispecchiare sì. le nuove leve E tra l'altro del folklore. tanta gente lo segue, sono stato proprio Molto. all'ultima edizione e ho visto che È stata una bella l'organizzazione edizione. Athlon, la polisportiva Athlon, che salutiamo, il presidente Vincenzo Pirodu, Salutiamolo. sempre perfetta, posti Impeccabile. numerati, tutti pieni. Bello, è stata una bella esperienza e lo è ancora visto che mi è stato proposto di proseguire, quindi insomma Benissimo, è diversi benissimo, anni che lo quindi presento. lo come è mi sembra febbraio-marzo forse. a una cosa del gennaio, genere. gennaio. No, gennaio, così Sì. prima. Allora, A gennaio. Via, con l'anno Iniziamo nuovo si parte. l'anno sempre con il festival e da lì, E da lì, diciamo, e da lì partiamo via, con le e da serate. lì via. sì. Mentre gli ultimi che hai presentato, tipo questa stagione qua, che insomma siamo Allora, ancora in diciamo stagione. che rispetto alle però- altre stagioni questa è stata un po' critica a livello di presentazioni, perché comunque c'è stato tutto un fenomeno, diciamo, al di là del meteo, che fino a una certa, diciamo, fino a un certo periodo non è stato tanto dalla parte dei lavoratori dello spettacolo. Certo, Perché comunque ne piogge sappiamo qualcosa anche continue, noi, maltempo, insomma ci ha un po' frenato questa cosa qua. E poi un po' di strambusto, diciamo, anche a Sassari per via delle elezioni, insomma ha un po' messo sottosopra tutta la situazione, però diciamo ci sono state comunque delle belle esperienze. Da poco ho presentato un concorso al Water Paradise, settimana scorsa sono reduce da un'altra serata anni 60 in ricordo di un manager tra l'altro scomparso, e diciamo non mancano, grazie a Dio le serate non Quindi mancano. siamo partiti per esempio da Canto Eupuro, ma hai detto Water Paradise, insomma È un po' di tutto, le sì. serate sono veramente diverse, cioè Diverse, si può da presentare diversi magari generi. un libro a una squadra Sì. sportiva, a un evento musicale, quindi devi studiare parecchio. Diciamo per che ogni- sì, per ogni manifestazione c'è dietro comunque uno studio non indifferente, perché a seconda dell'argomento che devi andare ad affrontare devi comunque avere una preparazione, questo è ovvio. Certo che sì. E poi com'è magari... Devi trovarti anche a leggere un libro intero vabbè, in alcuni vabbè, in casi. alcuni casi Mi è altro che, successo certo. da poco al palazzo più stimato, diciamo, di Sorso, e lì ho presentato appunto un libro di uno scrittore sardo, che devi napoletano, insomma. ovviamente conoscere alla perfezione, Beh sì. perché sennò non sai Non puoi giustamente. fare le domande, non puoi E comunque com'è presentarlo. passare da magari una semplice sagra di paese a un evento, visto che hai fatto anche televisione, qualcosa Sì. a livello di inviata Sì. giornalistica, Anche a sì. livello di talk show? Ho presentato, allora, quest'estate proprio, ho presentato a Roma presso gli studi di Gold TV Italia per un programma che si chiama Emozioni Live, Ricominciamo da noi. Probabilmente continuerò questo cammino perché sono stata rinnovata, diciamo, anche in questo senso, e ho avuto l'onore di presentare al Casino di Sanremo, che non è poco. Bello però, Esatto, che serata era sì. questa? È stata la finale appunto di questo concorso Ricominciamo da noi, e diciamo ho presentato la parte relativa ai bambini al Casino di Sanremo come inviata speciale. Bell'evento, Bello, complimenti. sì. Questo non l'avevo letto nella No, TV, mi era è andato in onda su sfuggito Rete 4. nella lunga biografia di Anna Rita. Senti, stavamo parlando di eventi, continuiamo a parlare un po' di eventi, di Certo. quello insomma che ci attende questo fine settimana, che poi ce ne sarà uno, ne parliamo insieme, però prima Esatto, sì. volevo ricordare ai nostri amici a Cabras il 1° settembre
la corsa degli scalzi. Questa Narita è veramente un grande evento. Un grande evento molto importante. Molto importante, eccolo qua il cartello, corsa degli scalzi, dal 31 agosto al 1 settembre, la corsa se non sbaglio è proprio il giorno del 1 settembre, ma c'è comunque tutto il programma completo sulla pagina Facebook, la corsa degli scalzi, è un grande evento da seguire. Poi andiamo un po' nell'enogastronomia, ti piace mangiare? Diciamo di sì, ho solo un difetto da questo punto di vista, sono celiaca. Ah, perfetto, quindi allora se ti dico il melone va bene. Il melone lo mangio, Il melone va sì. bene, la malvasia andrebbe bene, però non... non si beve il vino? No, sono astemia. Ah, astemia, peccato, mi dispiace veramente per questa tua sfortuna. Comunque a Luna Matrona ci sono tutte e due, c'è la sagra del melone e della malvasia, penso un po'. Eccola qua, 31 agosto, 1 settembre anche qua, a Luna Matrona, è una festa di queste due grandi eccellenze del territorio che sono proposte in aperitivi e in colazione addirittura, colazione nemmeno ci si sveglia alla festa con la colazione con il melone. Tutte le info le abbiamo sulla pagina del comune di Luna Matrona, ok? Finiamo a parlare di un altro evento importante, con lo sport hai fatto qualche cosa a livello Anche con sportivo? lo sport, sì. Ho presentato in vari palazzetti dello sport, sono andata anche fuori Sassari e ho presentato soprattutto gare agonistiche di ballo. Okay. Latinoamericano, caraibico, liscio, insomma un po' di tutto, diciamo. Io invece ti parlo di pallamano. Non hai mai visto pallamano una partita non mi è ancora pallamano? capitato. Non mi è ancora capitato? No. A Sassari abbiamo la mitica Raimond sì. Handball Sassari, che quest'anno è passata in A1, abbiamo avuto qui ospite, lo ricordo sempre, il DS Giordo e l'allenatore della Raimond, che hanno organizzato lo scorso weekend al Pala Santoro qui a Sassari un torneo di preparazione per questa A1. È andato abbastanza bene, è arrivata terza la Raimond con delle grandissime formazioni europee veramente. Ti faccio sentire il DS Andrea Giordo che fa un attimino resoconto del torneo e ci dice un pochino come la Raimond sta iniziando la stagione. Vai, regia, servizio di Giordo. Titoli di coda del primo trofeo internazionale di handball offerto dal Banco di Sardegna, una sorta di buon viatico per la stagione e per la Raimond, terza classificata. Un gran bel torneo svoltosi in 3 giorni qui al Pala Santoro con le squadre della Slovenia e il Koper, che poi è andata a vincere proprio per differenza reti nei confronti della squadra francese del Nizza, e poi la quarta classificata il Volendam, squadra olandese. Andrea, così tiriamo giù 2 righe per quanto riguarda un trofeo che intanto vi vede protagonisti. Sì, tanta soddisfazione nell'essere riusciti a organizzarlo innanzitutto. Abbiamo invitato delle squadre di ottimo livello, l'abbiamo detto, credo che abbiamo fatto una ottima figura, siamo riusciti a disputare 3 gare diciamo di buona caratura, la prima con i vincitori, poi alla fine del torneo abbiamo perso di solo un gol, siamo stati anche in vantaggio per tutto il primo tempo, poi forse anche un po' di calo fisico dovuto al fatto che abbiamo iniziato la preparazione dopo rispetto agli altri, ci ha un po' penalizzato, però siamo veramente contenti. Organizzare un evento del genere ci ha stimolato e ci stimolerà per il futuro. Tornati nella massima serie, squadra costruita ancora un pochino sulle gambe chiaramente per la fatica del precampionato, specie a preparazione in un impianto che non finiremo mai di ricordarlo, non è all'altezza probabilmente di quello che andrete ad affrontare, perché tanto caldo per esempio in questi giorni, ma anche per voi dal punto di vista logistico non è la perfezione. Comunque saltiamo oltre l'ostacolo e adesso ci si prepara subito per l'esordio in campionato. Il discorso dell'impianto è un discorso, diciamo, che noi abbiamo a cuore, ha a cuore lo stesso discorso anche il gestore, che fa di tutto per poterci permettere di avere un servizio adeguato. Il problema dell'impianto è strutturale, 2 spogliatoi non sono sufficienti, ce ne vorrebbero almeno il doppio. Per organizzare questi tornei sicuramente questo è motivo di ulteriori difficoltà, però andiamo avanti.
Il campionato inizia il 7 di settembre, noi abbiamo ancora 2 settimane per poterci preparare al meglio. Questa settimana abbiamo lavorato in vista del torneo, le prossime 2 lavoreremo in vista del fondi del 7 di settembre e siamo assolutamente fiduciosi di riuscire a fare un campionato buono. Ed ecco, era Andrea Giordo, DS della Handball Sassari. Il servizio era del nostro Ico Ribichesu, di Sardegna Dies, con il quale collaboriamo ormai da tempo. Anna Rita, torniamo a noi allora. Torniamo a noi. Senti, mi hai parlato un po' di tutto, eventi, spettacoli, le tue ultime apparizioni all'esterno, all'interno, abbiamo visto anche delle immagini, palchi all'esterno, soprattutto in questa stagione, ma so che hai anche delle novità. Al di fuori dell'isola? Al di fuori dell'isola, sempre verso Roma. Quindi Roma Verso ormai Roma, sta diventando la tua seconda casa. Diciamo una seconda città, se vogliamo, sì, una certo, seconda casa. Offre, dal punto di vista, Roma no? sì, offre parecchio. Sicuramente lo spettacolo tra Milano e Roma nasce lì, quindi certo. se Italia, si vuole sì. crescere in tutti i modi ci si deve spostare. E quindi ci puoi anticipare qualcosa? Diciamo che ho l'incarico di portare anche degli artisti dalla Sardegna verso la prossima edizione, che sarà a Sanremo a febbraio 2020, sempre dove di avrò evento, la possibilità di presentare con uno spazio un po' più ampio rispetto alla volta scorsa. Bene, quindi sei piaciuta, ti stanno dando più fiducia? Diciamolo questo, diciamo no? di Benissimo. Sì. Quindi sempre questo evento che avevamo parlato prima del casino. Sì, e poi proprio oggi sono stata contattata per un altro evento di moda internazionale invece, che si svolgerà verso la Calabria. Verso la Calabria. Andiamo, ci spingiamo più in giù. Questo più avanti ancora, è una cosa estiva dell'anno prossimo? Sempre metà fine settembre. Quindi una cosa subito abbastanza imminente. Mentre, scusa, Sanremo, Sanremo febbraio. A febbraio. Però le puntate le andrò a presentare adesso da fine settembre, diciamo che solitamente una al mese. Benissimo. Quindi mi sposterò più volte, poi andranno in onda su Col TV Italia, su Air Italia. E via, ti vediamo ovunque. Via. Ci sono. Scusate la mosca. Senti, sai benissimo, sei presentatrice, che la pubblicità è il motore certo, di tutto. Ci fa andare avanti quella. Sì, ci fa andare avanti quella. Quindi ci fermiamo un attimino e poi siamo subito qua con Anna Rita. Pubblicità. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Rieccoci con Anna Ritoggiano, eccoci qua, la nostra presentatrice. Abbiamo parlato di tutti i tuoi eventi che hai fatto nella tua breve carriera, diciamo breve carriera, sei giovanissima lo stesso. Sì, 11 anni più o meno. Anche se non è breve, però dai, così. Ma ce n'è uno importantissimo fra 2 giorni, il 31 agosto. Diciamo fra meno di 2 giorni, visto che siamo già alla fine, certo, alla fine di questo giovedì ed è sabato 31. Sì. La tua voce per sempre. Sì. È un evento che, oltre a presentare, lo organizzi pure. Esatto. Quindi spiegaci tutto. Vi spiego tutto. Ho iniziato a Sassari, l'evento si fa già dalla prima edizione e sarà lì fino a che
andrà avanti in Piazza Sacro Cuore. Questa è l'8ª edizione. L'8ª giusto? edizione, In Piazza esatto, Sacro Cuore. Piazza Sacro Cuore. I Perfetto. primi 5 anni sono stati organizzati all'interno del cortile della chiesa e da 3 anni a questa parte sono riuscita a realizzare il mio sogno insieme ai miei zii di aprire l'associazione, che ha preso il nome dalla tua voce per sempre, appunto, e organizziamo fuori, ringraziando chiaramente il comune che ci dà il suolo pubblico, quindi il patrocinio. Regia, abbiamo anche un cartello di questo evento organizzato e presentato da Anna Rita. Appena possiamo lo mandiamo, eccolo qua, la tua voce per sempre. Ricordiamolo, è il 31 agosto a Sassari, c'è l'evento su Facebook per informazioni e cose. Sì. L'evento è La tua voce per sempre, scritto in maiuscolo, Esatto. ma anche se lo scrivete in minuscolo lo Vale trovate. Comunque, allora, elenco di ospiti importanti. Allora, diciamo che già da un paio d'anni a questa parte stiamo facendo una bella selezione di ospiti, differenziandoli di anno in anno, nel senso che non andiamo sulle ripetizioni, ogni anno facciamo qualcosa di nuovo. Abbiamo avuto degli ospiti importanti la scorsa edizione e quest'anno diamo spazio invece ad altri ospiti altrettanto di notevole importanza. Vai con i nomi. Vado con i nomi, me li devo ricordare un po' tutti perché non voglio discriminare nessuno. Che problema c'è? No, lo faccio vedere. me li ricordo. Tanto però ho paura che mi ancora... sfugga qualcuno. Prego. Allora, per quanto riguarda le band, quest'anno avremo il gruppo Sassari Vecchio, abbiamo i The Gitans Family, che tra l'altro, voglio precisare, sono riuscita a portare anche su Goldo TV in una delle trasmissioni che ho presentato da poco. Quando dicevi prima, qualche artista che riusciamo a trascinare dalla Sardegna. Okay. Esatto, sono anche piaciuti molto, quindi Bene. speriamo che si riesca a portarli anche a Sanremo. Questo è un obiettivo che mi sono imposta. Dopodiché abbiamo Maurizio Capeccio, Angelo De Negri e Michele Petretto. Per le band quest'anno, diciamo per questa edizione, concludiamo con il gruppo folk Romangia, che è vincitore di questa edizione del Cantioburo con il brano Brigata Sassari. Giusto, Sì. me lo ricordo. Bene, bellissima canzone. Tra tanti nomi. Senti, com'è un Queste po'... sono le band, ci tengo a precisare che poi ci sono anche tutti gli altri artisti che fanno da contorno, li vogliamo indicare. Abbiamo la locandina, ma prendiamola pure. Prendiamola, vai. Perché sono talmente tanti che sono bisogna tanti leggerli. veramente. Abbiamo Gianmario Virdis, che tra l'altro è sigla con il brano Unidos dalla prima edizione. Abbiamo Dario Faedda, che quest'anno si medesima come solista, solitamente nel gruppo folk Romangia. Carlotta Musanti, che anche lei ha cantato a Sanremo, una voce del cagliaritano eccellente, direi. Bene. Abbiamo Morgana Siddi, grande interprete, grande cantante, anche se parlo di una bambina, ma con delle grandi aspirazioni, devo dire la verità. Abbiamo anche Davide Oggiano, un altro piccolo grande artista che ho lanciato io, devo dire la verità. Bene, il cognome non è una casualità, non è una casualità, e anche lui, diciamo, lo sto spingendo un pochino in avanti. Alan Poddighe, grande figlio d'arte del grande Andrea Poddighe. Abbiamo Andrea Russo, precisiamo, brava anche lei, Maria Grazia Toschipilo. Abbiamo Giulia e Andrea De Logu, che sono papà e figlia, che cantano con le chitarre, insomma, una bella emozione anche quella. Abbiamo Nico Ledda, che è un grande amico, anche lui ha una bella voce molto forte, e abbiamo Silvia Sanna. E ci tengo a dirlo perché con grande coraggio e grande forza d'animo, mi emoziona un po', quest'anno partecipa nonostante il grande lutto che l'ha colpita, ha perso il marito 6 mesi fa. Tra l'altro era presente alla scorsa edizione, ha filmato tutto, era felicissimo. Quest'anno non c'è, però noi faremo in modo che ci sia anche lui, certo, in qualche maniera. Assolutamente. Ci saranno anche degli interventi, delle ballerine, Anna Maria e Paola, ci sarà Carlotta, ci sarà Chanel e tutte le altre sorprese a seguito. Abbiamo anche i fuochi d'artificio, quindi per chi non ha avuto modo di vederli al Ghero e Platamona, avanti. Sarà emozionante perché la gente non sa, ma partiranno da un punto un po' particolare. Si è dimenticata forse anche di un artista che è anche nostro no, amico? non l'ho dimenticato. No, Volevamo arrivare alla fine perché l'ospite d'onore della serata, giustamente, quest'anno abbiamo Beppe Dettori, grande voce per la nostra Sardegna, insomma. Benissimo. Senti, l'hai nominato, noi te L'ho lo facciamo nominato, vedere. Te lo facciamo vedere in questa anteprima per te, ma non un'anteprima per noi, perché siamo stati a Stintino, al concerto che ha fatto a Stintino, la presentazione live del suo nuovo album Chiocciola 90, e te ne faccio vedere un pezzettino, tra l'altro canzone che io già che riprodurrà poi anche so già che la farà sabato 31 agosto Piazza Sacro Cuore, a questo evento. Non perdetevelo. Dai, guardiamoci un pochino di Beppe Dettori da Stintino con Monna Lisa.
Grande, grande, Beppe Dettori e Anna Rita. Fra poco, lo ricordo a tutti gli amici, ci sarà l'intero concerto di Stintino in rete, vi terremo informati, abbiamo filmato tutto, siamo pronti per pubblicarlo, quindi grande questo album importantissimo per Beppe Dettori. Mi dicevi, volevi aggiungere delle cose importanti all'evento di sabato. Volevo dire che Beppe Dettori ci presenterà, oltre ai nuovi brani del nuovo disco, anche un repertorio della sua invece precedente carriera. Perfetto. E quindi avremo modo di ascoltare Madre Terra, Domomea, insomma. Sarà una bella serata, abbastanza ricca. Così live dal vivo, poi così è spettacolare. Esatto, è tutto un altro spettacolo. Ci tenevo a precisare il motivo per cui è nata invece questa manifestazione, da dove ha preso questo nome. Ricordiamo La tua voce per sempre. La tua voce per sempre, sì. È nata da una mia idea, dedicata a una persona a me cara che è venuta a mancare, che è mio zio Franco Giano. Lui è venuto a mancare appunto 8 anni fa. E quindi ho voluto fare questo evento perché non ho avuto purtroppo la possibilità di darle un ultimo saluto. Questo è il motivo principale che mi ha spinto a creare questa manifestazione. Tra l'altro lui negli ultimi giorni di vita ha espresso il desiderio di far sì che comunque Sassari in un certo senso continuasse a parlare di lui. Era un musicista, tra l'altro anche noto, di folklore, anni 60, 70 e così via. E io ho voluto realizzare questo suo sogno. Bene, brava. Oltre a questo, chiaramente poi piano piano crescendo la manifestazione si sono uniti i miei zii, che voglio salutare, Antonello e Patrizia. Con loro abbiamo fondato l'associazione La tua voce per sempre e insieme alla figura di mio zio ricordiamo tutti gli angeli che invece purtroppo ogni anno
vengono a mancare. Perfetto. Quindi durante la serata abbiamo spazio dedicato anche a tutte queste persone. Benissimo, quindi la tua voce per sempre, sabato 31 agosto dalle ore 19:30. Ecco, dalle ore 19:30, Piazza Sacro Cuore, ingresso libero, immagino. Ingresso libero, tranquillamente, quindi si va in Piazza Sacro Cuore, si ascoltano tutti questi grandi artisti, compreso il nostro Beppe Dettori, dico nostro perché certo, è nostro. Insomma abbiamo fatto un po' di cose insieme. Senti, per chi invece non può venire a Sassari perché magari è lontano da Sassari, diamogli ancora un paio di eventi in giro per la Sardegna. Allora, intanto diciamo che è importante che questa manifestazione andrà in onda poi per circa 1 o 2 mesi, diciamo nelle reti regionali. Ecco. Quindi comunque verrà vista da Sassari a Cagliari a Olbia a Golfaranci. Quindi sì. Ok. Noi continuiamo invece con altri eventi. Gli ultimi 2 che abbiamo selezionato sono Estate in Fiore ad Arzachena, quindi grande esplosione di fiori, insomma, queste grandi manifestazioni. Ti piacciono i fiori? Eccolo qua il cartello, Estate in Fiore dal 30 agosto al 1 settembre. La pagina Facebook è quella di Estate in Fiore per tutte le informazioni. E i fiori ti piacciono? Beh certo, sì. Diciamo che mi piacciono, sì. Benissimo. Mentre la birra penso che non ti piaccia, perché hai già mai detto che sei astemia, perché meglio un mazzo di fiori. A Cagliari, meglio un mazzo di fiori che una media per Anna Rita, ricordatevelo, voi che ci state seguendo, ok? A Cagliari invece c'è Calaris Beer Festival ed è proprio questo weekend dal 30 agosto al 1 di settembre, quindi chi non può venire a Sassari, a Cagliari si beve una birra, se no viene a Sassari e sente la musica. La pagina è quella di Calaris Cagliari Beer Festival per qualsiasi informazione, perché qui abbiamo 9 tra birrifici e beer firm, 5 corner food, quindi c'è anche street food e musica dal vivo. Capito qua questa pronuncia maccheronica d'inglese. Benissimo, senti, siamo quasi in chiusura, Anna Rita. Ricordiamo un'altra cosa. Hai un sito, una pagina Facebook dove tutti possono contattare? Ho una pagina Facebook che è l'aggiornamento Anna Rita Oggiano, semplicemente. Perfetto, quindi una pagina Facebook Anna Rita Oggiano dove troviamo anche i post della serata di sabato e possono contattarti lì tutti gli amici che hanno bisogno, insomma, che vogliono qualche informazione in più. Va bene? Allora, tienici aggiornato sui tuoi progetti, diciamo ancora ai nostri amici di andare sabato 31 a Piazza Sacro Cuore a Sassari e noi abbiamo terminato il nostro tempo, quindi ti ringrazio Anna Rita di essere stata qua con noi, grazie veramente, noi ci vediamo giovedì prossimo, ma vi ricordo sempre che le nostre puntate le potete rivedere sul nostro sito www.sardignalife.it e per qualsiasi comunicazione la nostra mail è info@sardignalife.it. Quindi giovedì prossimo sempre qui. Anna Rita, grazie ancora. Ciao a tutti. Grazie anche a voi, ciao a tutti. Noi della iCars SRL siamo presenti nel settore automobilistico da oltre 30 anni. Offriamo ai nostri clienti un pacchetto di servizi integrati nel settore automobilistico completo e all'avanguardia, quali officina meccanica, revisioni, centro assistenza pneumatici. Ci trovate a Sassari in via Monte Zebio. Pelle Hermosa, cosmetici naturali di Sardegna. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.